Ciao a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi torniamo in modalità seria. Voglio mostrarvi questa partita in cui andremo ad analizzare ancora una volta la forza della coppia degli alfieri. Guarda fino in fondo perché mi fermerò come al solito in alcuni punti chiedendoti qual è la mossa migliore secondo te. Vediamo se la azzeccherai. Chi sono i giocatori? Col bianco il gran maestro Viktor Moskalenko 2478 punti elo, il suo avversario Antonio Gual Pascual. Pascual non è mio zio, ma è un maestro internazionale di 2343 punti elo. Andiamo a vedere quali sono state le mosse giocate in partita. D4 C5, la Benoni che costringe il bianco essenzialmente a spingere il pedone. Io qui me ne frego, gioco cavallo F3 onde evitare grandi problemi. D5, D6 e 4, cavallo F6 minacciando questo pedone, e ora questo pedone viene difeso con cavallo C3. È vero che cavallo C3 lascia questo pedone in C2 arretrato, non gli permette di spingere, di essere spinto in C4, ma è anche vero che in questo tipo di strutture il nero cerca sempre poi di giocare la spinta B5. Se noi avessimo il pedone in C4 daremmo il nero un'ulteriore ragione per giocare questa spinta B5, quindi con questa struttura almeno il nero se ne sta a calmino ancora per un po'. Quindi diciamo che cavallo C3 che lascia arretrato il pedone e la possiamo chiamare anti-benco. G6, cavallo F3. Ora, una mossa un po' più ambiziosa di cavallo F3 sarebbe F4, con l'idea sempre di sostenere la spinta di rottura E4 e 5 al momento giusto. Ora per esempio alfiere G7, scacco con alfiere B5, e qui il nero deve essere molto ma molto bravo a scegliere la difesa migliore. Ci sono tre difese, anzi quattro. Si può spostare il re F8, che non è affatto male onestamente. Ci si può parare col cavallo, ci si può parare con l'alfiere, ci si può parare con quest'altro cavallo. Non lo diresti mai, ma la risposta corretta è cavallo in F vai D7. Perché? Perché se per esempio ora ci si difende con alfiere D7, guarda un po' cosa c'è, E5. E dopo questa il bianco sta veramente bene. Ora il cavallo è sotto minaccia, si deve allontanare e qui non c'è nulla da dire, il bianco sta veramente molto ma molto bene. Comunque torniamo a noi, anziché giocare F4 il bianco ha giocato cavallo F3, adesso la partita continua tranquillamente, alfiere in fianchetto, alfiere in E2, arrocco corto e arrocco corto. Ok, e ora siamo arrivati in questa posizione dove entrambi i giocatori hanno arroccato. Adesso è il turno del nero che gioca cavallo A6. Devi sapere che cavallo A6 è una tipica manovra in questo tipo di difesa. Il nero vuole giocare alfiere C7 con l'idea di andare a supportare poi ulteriormente A6 e B5. Come ti dicevo, in questo tipo di struttura quasi sempre i pedoni poi si vanno a formare in questo modo. Ricordati sempre che la tua struttura di pedoni ti indica una freccia dove devi attaccare e il nero in questo caso deve attaccare assolutamente sull'ala di donna. Dunque cavallo A6 con questo intento, H3, una mossa preventiva fin troppo, evita sia al cavallo all'alfiere di entrare su G4. Ora ti faccio vedere un'altra possibilità, oltre cavallo E3 c'era torre 1, cavallo C7, ormai abbiamo capito che il cavallo andrà in C7, A4 sempre per evitare questa spinta che dovrà essere sempre comunque preparata, B6, H3, alfiere B7, alfiere F4, donna in D7, alfiere C4. Ora tieni bene a mente questa posizione che bene o male fra qualche mossa ci arriveremo e ti dirò qualcosa di più. Quindi il bianco gioca H3, è il turno del nero che gioca a cavallo C7, torre 1, come vedi stiamo arrivando a questa posizione, torre in E8. Qual è l'idea di torre in E8? È quello di andare a preparare la spinta di rottura E7 e 6. Perché questa spinta di rottura non si può fare subito? Perché altrimenti D per E6, alfiere per E6 e alfiere F4 abbiamo
una minaccia concreta su questo pedone arretrato del nero in D6. Quindi torre 8 è la mossa corretta e ora comunque alfiere F4. L'alfiere si sta mettendo, anzi non si sta mettendo, si è messo in una diagonale eccezionale dove fa pressione su queste case centrali in generale, quindi sostiene ulteriormente la spinta del pedone in E5, fa pressione sul punto debole di 6 e quindi è veramente veramente eccezionale. A6 con l'idea di sostenere sempre questa avanzata, A4 una spinta devo dire quasi obbligata. B6 visto che il nero non può spingere il proprio pedone e adesso alfiere C4. Ti faccio notare una cosa, ora lascia stare che la struttura pedonale qui è chiusa, ma l'alfiere Campochiaro praticamente ha il controllo di questa diagonale, quello nero ha il controllo di questa diagonale e in particolare entrambi tengono molte case centrali essenziali, quindi qui la coppia del alfiere inizia a farsi sentire. Non è fortissima poiché questo alfiere Campochiaro è limitato, ma vedrà che nel giro di poche mosse tutto si sistemerà per il meglio. Il turno del nero che gioca alfiere B7 e ora donna di 3. L'idea di donna di 3 è quella di fare spazio alla torre in A che andrà in D1, torre in A7 e questa mossa che non ha molto senso fa capire di quanto il nero abbia problemi di spazio. Infatti questi pedoni avanzati centrali del bianco e anche questo pedone eccezionale controllano case importanti che evitano al nero di prendere un po' più di spazio sulla scacchiera. Finalmente torre in A va in D1 e adesso il bianco ha raggiunto la sua posizione di sogno. Ha le torri posizionate su colonne centrali, gli alfieri che come abbiamo visto sono straforti perché controllano le diagonali migliori, i cavalli posizionati in posizione da sogno e la donna che aiuta a super controllare la casa B5. Più di così il bianco non può avere. Però c'è da dire una cosa, che a livello concreto il bianco non ha nulla, stesso numero di pezzi, eccetera, eccetera, sia un vantaggio di spazio, gli alfieri forti, ma finora è tutto teorico. La vera abilità di uno scacchista sta nel convertire un vantaggio teorico in vantaggio pratico. Vediamo come Moskalenko riuscirà a convertire questo vantaggio. Cavallo in H5, minacciando questo alfiere, che si ritira ora in H2. Adesso questa spinta praticamente non la ferma più nessuno. C'è un cavallo che la protegge, c'è un alfiere che la protegge, c'è una torre che la sostiene. Dunque il nero si trova praticamente costretto a sacrificare il proprio alfiere fortissimo proprio per cercare di prevenire questa spinta. È il turno ora del nero che gioca B5. Ora questo povero alfiere si deve ritirare da qualche parte, alfiere in A2, attenzione, attenzione, F6, donna in E3. Questa è una bellissima mossa per la donna, innanzitutto permette di prendere case molto importanti, ma soprattutto inchioda questo pedone che non può spostarsi, poiché se questo pedone si sposta c'è semplicemente l'attacco mortale sulla torre in A7. Dunque, vedendo questo tipo di mossa, adesso la torre va in A8, C4, adesso alfiere C8 per il nero. Lo scopo di C4 chiaramente era quello di rafforzare sempre di più questo centro, poiché è importante che il bianco continui a controllare il centro. Alfiere C8 e adesso in che modo deve continuare il bianco? Pensaci un attimino, ti lascio un 10-15 secondi per pensarci e poi ti do la soluzione. Ora che tutti i pezzi del bianco sono essenzialmente sulle case essenziali, qui c'è bisogno della classica tipica spinta di rottura in E5. Dunque se l'hai vista ti faccio veramente i miei più sentiti complimenti. F per E5 e adesso ti faccio vedere chiaramente l'alternativa B per C4 permetteva al bianco questa spinta che ancora di più dava problemi di spazio al nero. Dunque questa spinta è stata praticamente obbligata. E adesso
Adesso c'è bisogno di un punto di svolta, non si può continuare a rimanere passivi, ma cavallo per E5. Oh, questo sacrificio assolutamente apre le posizioni, finalmente gli alfieri possono iniziare un po' a respirare. D per E5, attenzione, C per B5, A per B5 e ora D6, scacco di scoperta dell'alfiere sul re. In più c'è anche minacciato il cavallo. Qui il nero giocò C4 e quindi lasciando in presa il cavallo. Perché il nero non poteva giocare semplicemente cavallo in E6? Riesci a capire perché questa mossa comunque non salva il cavallo? Perché c'è D7 e a seguito della cattura di alfiere si può giocare tranquillamente alfiere per E6. Questo alfiere inchiodato non può catturare, altrimenti segue questo tipo di mossa. Quindi su D6 il nero decide di giocare C4 e direi che è cosa buona e giusta. Adesso D per C7, scusami, donna per C7 e adesso B3. B3 finalmente questo alfiere inizia a prendere un po' di vita perché finora non è che ha fatto granché. E6, alfiere per E5 minacciando anche la donna, donna in A7, alfiere per D4 evitando il cambio delle donne, donna in F7, B per C4, torre per A4, alfiere B3 e ora torre per C4. A quanto pare questo alfiere era così forte che il nero decide di dare la propria torre. Torre, pedone. La situazione è veramente critica. Donna in E5 con minaccia di matto in H8 e adesso cavallo G7 è una delle poche difese a questo matto. Alfiere C3 bloccando le spinte di questo pedone verso la promozione e qui essenzialmente il nero abbandona la posizione. Qui qualcuno mi chiederà ma perché il nero abbandona la posizione e non si gioca la partita fino alla fine? Perché innanzitutto il bianco ha una qualità in più, quindi ha una torre per un cavallo. Non solo, ha la piena attività e il controllo della scacchiera. Guarda quanto è forte questa donna al centro con questo alfiere che continua a minacciare sempre il matto qui. Quindi il cavallo da qui non si potrà mai togliere. Quindi il nero ha un cavallo che non si potrà mai togliere. Un alfiere bianco completamente passivo. Che cosa fa questo alfiere? Può andare in B7? Sì, e poi che cosa fa da B7? Può andare in A6? Può andare in D7? Sì, questa torre da qui non può muoversi, altrimenti viene catturata dalla torre del bianco. La donna, l'unica cosa che potrà fare è scambiarla con la donna avversaria, ma in caso di scambio il bianco avrà la meglio perché ha la qualità in più. Quindi il nero è essenzialmente senza iniziativa, senza idee, e un giocatore senza iniziativa, senza idee, non farà altro che subire gli attacchi del bianco. Chiaramente qui stiamo parlando di alti livelli, gran maestro, maestro internazionale, e con un vantaggio del genere un gran maestro sa sicuramente come vincere la partita. Dunque, siccome non vogliono dare show e non vogliono dare la possibilità all'avversario di fare partite finali spettacolari, decidono di abbandonare con grande dignità prima della fine. Dunque, morale della favola, che cosa abbiamo capito? Abbiamo visto essenzialmente che, vediamo se riesco a ritornare alla mossa, ecco, questa era la mossa da sogno, con alfiere C4. Questa era la mossa da sogno, ok, qui, una volta che il bianco è riuscito ad arrivare con queste due torri, con i due alfieri che sono praticamente potentissimi, qui il bianco ha veramente una posizione fantastica e quindi dal momento in poi in cui tutti i due pezzi sono sviluppati bene, tutto a posto, allora a questo punto poi bisogna trovare veramente il modo di concretizzare e Moskalenko ci è riuscito alla grande. Bene, spero che anche il video di oggi ti sia piaciuto, come al solito ti invito a lasciare un like, un commento e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!